Quarta corsa dall'Arcoveggio, miglio per cavalli di 4 anni, sono in 11. 1 Elettra Griff, 2 Ermanno Jet, 3 Elmar, 4 Explosive Girl LF, 5 Ezra Mau, 6 Senza Griff, seconda linea 7 Helios Chuck SM, 8 Espresso GSO, 9 Esotica C, 10 Helmut, 11 Eva dei Greppi. In chiusura favori per Helmut, numero 10 Roberto Michelotto, macchina che accelera partiti, velocissimo dall'esterno e senza Griff. Sopravanza in Numero 3 poche Elmar battute. squalificato. Explosive Girl LF ha sbagliato invece Elmar. Numero 5 Ezra Mo Anche Ezramo squalificato. venne squalificato, intanto prende vantaggio senza Griff, un paio di lunghezze di margine su Explosive Girl LF Numero 9 Esotica SI dopo i primi squalificato. 200 in 15,2. E ora vediamo l'assestamento delle posizioni, mentre in terza c'è Elettra Griff seguita da Helios Chuck SM, via via gli altri, con all'esterno la risalita di Eva dei Greppi che è tallonata e ora sopravanzata in terza ruota da Helmut, o perlomeno non sopravanzata ma comunque raggiunta in terza ruota da Helmut. I primi 600 se ne vanno in 46,7. Siamo davanti alle tribune con Helmut sempre Numero proteso 2 in terza Ermanno corsia, Jet squalificato. con Eva dei Greppi che lo costringe ora a lato del leader senza Griff. 1-2-1 il passaggio agli 800, una terziglia quindi al comando quando manca poco meno di un giro alla conclusione. Insiste Helmut in terza corsia, lo è già da 500 metri abbondanti, si arriva al chilometro in 1:16,9. In vantaggio è sempre senza Griff, all'esterno c'è Eva dei Greppi, in terza ruota Helmut che fornisce ora il massimo sforzo, tende ad avvantaggiarsi ma è ancora in terza ruota, ora supera Eva dei Greppi e si porta all'attacco di senza Griff per sopravanzare a sua volta a 300 dal palo, cerca di intervenire anche Elettra Griff dalle retrovie. Intanto Helmut in vantaggio all'ingresso in retta d'arrivo, allarga leggermente, viene forte Elettra Griff a centropista. Elettra Griff va su Helmut che cerca di difendersi, si difende Helmut, insiste Elettra Griff sul palo, i due vicinissimi ed è una foto molto stretta fra questi due, fra Helmut lungo la corda ed Elettra Griff che finisce fortissimo all'esterno. Andiamo a rivedere le battute conclusive. Sul palo sono davvero vicinissimi, davvero difficile separare i due cavalli. Al terzo posto finisce Exclusive Girl LF e c'è una bella foto strettissima fra Helmut e Elettra Griff che è finita fortissimo centropista, mentre Helmut ha dovuto difendersi lungo la corda. Andiamo a rivedere un'altra volta, ma è forse ancora il numero 10 di Helmut che salva qualcosina, ma ci vorrà comunque il soccorso della fotografia per decifrare questo ordine d'arrivo.